Giornale radio della Puglia. Caccia all'omicida di Sonia Di Maggio, 29 anni, uccisa ieri sera, coltellata a Specchiagallone nel Salento. La ragazza sarebbe morta nel tentativo di difendere il nuovo compagno. Covid, 379 positivi, 36 decessi a gennaio, quasi 750 vittime, oltre un quarto del totale dall'inizio della pandemia. Se scendono i contagi, aumentano i ricoveri. Pochi gli studenti delle superiori in classe, non oltre il 25%, le famiglie scelgono la didattica a distanza. Da lunedì negli istituti i primi operatori sanitari scolastici. Vittoria sul parquet del Parapentasuglia del Brindisi contro il Reggio Emilia. Calciomercato a Lecce arrivano l'ex nazionale, capitano del Napoli Cristian Maggio e il 21enne attaccante turco Yalcin. Buongiorno da ascoltatori, da Teresa Fabbricatori in studio e Pietro Carella in regia. Sono le 7:19 minuti e 10 secondi. Apriamo con un'ultima ora. Traffico transnazionale di droga, in corso l'operazione Skipper della squadra mobile di Lecce con la direzione investigativa antimafia. 26 le misure cautelari in esecuzione, sequestrati beni per 4 milioni di euro. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni. E continuiamo con la cronaca. Il ricercato tra Puglia e Campania, l'omicida di Sonia Di Maggio, 29 anni, uccisa ieri sera a coltellata a Speccagallone nel Salento. Questa ragazza che era insieme con il fidanzato praticamente si è ritrovato davanti e lui sembra che le abbia coltellata praticamente, ecco. Pochi dubbi sulle intenzioni dell'assassino. Ha percorso centinaia di chilometri per raggiungerla, si è appostato per sorprenderla insieme al nuovo compagno, ha finto di voler discutere. Il coltello è spuntato subito. La 29enne è stata colpita alla nuca, i tagli così profondi da non lasciare alcuna possibilità ai soccorritori. L'ennesima vittima di violenza è morta dissanguata mentre l'aggressore si dava alla fuga. Specchiagallone è una frazione di un comune di 3.000 abitanti, 10 chilometri da Otranto, il paese di origine del fidanzato della vittima. Qui la nuova coppia era venuta a conoscere la madre di lui. Sì, mi ha chiamato e mi ha detto: mamma, corri che la Sonia sta sanguinando. Io ho detto: scusa, ma che stai a dire? Ha detto: sì mamma, guarda che la Sonia sta sanguinando e è stata coltellata dal suo ex. Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. Covid, sale in Puglia il totale dei ricoveri, sempre più vicino ai 1.600. A fissare la nostra regione in zona arancione sono i letti occupati in terapia intensiva. Il totale oscilla di nuovo intorno ai 170, tornano ad aumentare i decessi, 36 nell'ultimo bollettino, 379 i nuovi positivi. Nonostante i timori della giunta regionale sulla ripresa dei contagi a causa dei nuovi ceppi virali, è probabile che da lunedì la Puglia torni in zona gialla a tutti gli effetti. Intanto la giunta regionale ha approvato l'accordo per consentire la somministrazione di test rapidi nelle farmacie al costo massimo di 20 euro. Risorse impiegate, il numero dei posti di terapia intensiva, distanze dagli altri nosocomi sono tra gli argomenti che hanno indotto Fratelli d'Italia a mettere sotto accusa il Covid Hospital alla Fiera del Levante. I costi sono raddoppiati da 8 a oltre 17 milioni di euro in poco tempo. La struttura è lontana dagli altri grandi ospedali e con la penuria di anestesisti sarà complicato trovare personale sufficiente. Fratelli d'Italia denuncia sprechi e il rischio di inefficienza dei reparti attrezzati dalla Regione alla Fiera del Levante per fronteggiare l'emergenza Covid. Troppe risorse utilizzate per attivare solo 14 o al più 28 posti di terapia intensiva, sottolinea Raffaele Fitto. Sarebbe stato più utile distribuirli tra le ASL per rafforzare gli ospedali pugliesi, spiega l'europarlamentare. I posti potranno essere aumentati sulla base delle esigenze, replica il commissario del Policlinico di Bari Vitangelo Dattoli, che gestisce la struttura. Il trasferimento dei primi pazienti, in ritardo, dovrebbe partire a metà febbraio. Oltre ai 2 moduli da 14 posti di rianimazione, saranno attivi 2 mini reparti da 14 posti di pneumologia, 1 di dialisi e 3 di malattie infettive, tutti per pazienti con il Covid. Mario Lerario, responsabile della Protezione Civile in Puglia. Questa è una struttura che potrà essere inserita nel piano pandemico regionale, che potrà essere da punto di riferimento non soltanto per la Puglia, ma per tutta l'Italia del Mezzogiorno. Marcello Gemmato chiede conto del pagamento di un affitto mensile di oltre 100.000 euro all'ente Fiera del Levante. E soprattutto ipotechiamo anche il futuro e la vocazione di una Fiera del Levante che è stato un fiore all'occhiello dell'economia pugliese e meridionale e che oggi non si sa che fine farà. Fulvio Totaro, TGR Puglia.
Hanno protestato per ore dinanzi alla sede dell'ASL di Andria gli operatori sociosanitari rimasti senza lavoro dopo la scadenza del contratto che era stato firmato prima dell'emergenza pandemica. A guidare la loro protesta il sindacato USPI, che rivendica il diritto al riconoscimento della continuità lavorativa, mentre la dirigenza dell'ASL ritiene irrisolto il rapporto contrattuale anche per la carenza di fondi. Rientro in aula per gli studenti delle superiori in Puglia. L'ordinanza della Regione prevede la possibilità di scegliere la didattica a distanza, opzione che molti ragazzi hanno preferito. I primi team di operatori sanitari arriveranno nelle scuole lunedì prossimo, lo spiega l'assessore al diritto allo studio Sebastiano Leo nel primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza alle superiori. Limite fissato al 50%, ma gli studenti tornati in classe non superano il 25%. Le famiglie pugliesi sembrano condividere l'orientamento prudente degli organi regionali. Non si può imporre la didattica in presenza in piena pandemia e dunque l'ordinanza valida fino al sabato lascia la possibilità di optare per la DAD anche alle superiori. Se pensiamo di liberare tutti, facciamo un regalo al Covid, spiega Leo. Operativo sulla carta già da oggi, il piano regionale per il rientro a scuola in sicurezza richiederà ancora qualche giorno per diventare operativo. A breve anche lo screening del personale con i test rapidi. Docenti divisi su rientro in aula. C'è chi lamenta che la scelta tra presenza e DAD sia stata data alle famiglie e non agli insegnanti. E c'è chi sottolinea la difficoltà di tenere lezioni contemporaneamente per gli alunni in aula e a casa. Critico il movimento priorità alla scuola, che attacca. Ordinanze settimanali e contrapposizione tra diritto allo studio e alla salute sono ormai prassi del presidente della regione. Tutto questo dimostra la sua volontà di creare panico e tensioni. Annalisa La Selva, TGR Puglia. La politica con il caso del presidente del Consiglio Comunale di Foggia che esplose alcuni colpi a salve dal balcone di casa la notte di San Silvestro. L'Aula si è espressa. Iaccarino non guiderà più l'assemblea ma è pronto a presentare ricorso. Le pistolettate sul balcone di casa per salutare il Capodanno, un video che diventa virale sui social e sulle TV di mezzo mondo. Un mese dopo, Leonardo Iaccarino non è più presidente del Consiglio Comunale di Foggia. La mozione di sfiducia, firmata da tutti i consiglieri, la prima nella storia della città, è passata in assise quasi all'unanimità, ad eccezione di un astenuto e di un voto contrario dello stesso Iaccarino. Pippo Cavaliere, consigliere di opposizione al Comune di Foggia. In questa vicenda non ci sono né vinti e tantomeno vincitori. C'è un unico sconfitto, che è la città di Foggia. Nella prossima seduta verrà eletto il nuovo presidente. Iaccarino ha già annunciato ricorsi, non ho commesso reati penali né amministrativi, si è difeso più volte. Avrei gradito che questa vicenda avesse assunto dal primo momento un profilo amministrativo, avrei accettato anche quello politico, ma secondo la mia visione si è passato all'aspetto personale. A favore della sfiducia ha votato anche il sindaco Landella, un tempo compagno di partito ed avversario di Iaccarino alle primarie del centrodestra, poi stravinte dal Primo Cittadino. Sergio De Nicola, TGR Puglia. Il titolo di capitale italiana della cultura del prossimo anno è andato all'isola di Procida, ma le candidate Bari e Taranto mirano a valorizzare gli sforzi compiuti insieme alla regione. Un'intesa tra Bari e Taranto già annunciata prima del verdetto del Ministero dei Beni Culturali per l'isola di Procida, capitale della cultura 2022. In settimana l'avvio di un tavolo con i firmatari dei rispettivi dossier per dare attuazione al programma sociale ed economico presentato dalle due città con la Grecia salentina. Occasione di rilancio culturale per l'intera regione e non solo dal punto di vista turistico. Nei rispettivi dossier sono elencati centinaia di iniziative ed eventi tra musica, teatro, arte, conferenze e laboratori culturali, patrimonio comune nell'interesse di Taranto, di Bari e dei rispettivi territori. Antonio De Caro, sindaco di Bari. Cercare di dare una unica programmazione a questi due comuni, alla Grecia salentina e ai comuni dell'area metropolitana di Bari, attraverso la pianificazione che è stata fatta con il coinvolgimento di tante associazioni, tanti operatori culturali, tanti cittadini. Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto. Noi con Bari e con la Regione Puglia stiamo lavorando, come sapete, lato infrastrutture, lato università, lato innovazione. La cultura è soltanto uno di questi test. Mimmo Spina, TGR Puglia. Passiamo allo sport, basket di Serie A. Nella 18ª giornata del campionato l'Epicasa Brindisi sconfigge 79-70 al Pala Pentasuglia e la Reggiane mantiene il secondo posto in classifica insieme a Venezia, Sassari e Virtus Bologna.
Manca la stella Harrison, infortunatosi in Champions, ma Brindisi non si smarrisce e pur senza brillare conquista una vittoria preziosa che vale la seconda posizione in graduatoria assieme a Bologna, Sassari e Venezia. Un successo che porta la firma di Thompson e soprattutto di Perkins, il migliore tra i biancazzurri con 17 punti, e lui con una tripla e 2 schiacciate a firmare l'allungo nel primo parziale, ma gli emiliani non mollano e prima dell'intervallo, trascinati da Bostic, si riportano sotto e vanno negli spogliatoi staccati di appena 3 lunghezze sul 35-32 e in apertura di terza frazione la Reggiana agguanta i padroni di casa sul 43 pari e servono le triple di Bell ai pugliesi per allungare il passo e scavare un solco decisivo che Zanelli e compagni conservano anche nell'ultimo parziale, quando gli ospiti provano inutilmente a rientrare. L'Epicasa, senza strafare, si impone per 79-70 e giovedì la sfida esterna con il fanalino di Codavarese, un'occasione importante per i ragazzi di Vitucci per tornare da soli al secondo posto in classifica. Da Brindisi, Antonio Gnoni, TGR Puglia. Si è chiuso ieri sera il calciomercato, 2 le operazioni concluse sul fil di lana. Dal Lecce in giallo-rosso arrivano il 39enne ex nazionale capitano del Napoli Cristian Maggio e in prestito dal Besiktas il 21enne attaccante turco Yalcin. In arrivo sulla panchina del Bisceglie Aldo Papagni dopo l'esonero di Giovanni Bucaro. In tempo in miglioramento scopriamolo insieme all'esperto Alex Guarini. Buon martedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Correnti umide atlantiche sospingono una residua nuvolosità sulla Puglia, che nel corso di oggi potrà dar luogo a residue e deboli piogge tra il Barese, il Tarantino, il Brindisino e il Leccese. Tempo asciutto altrove, quindi tra il Foggiano e la Bat, qui anche con maggiori schiarite, tempo che tenderà a migliorare ulteriormente a partire da domani, quando si rinforzerà con più decisione un campo di alta pressione, anticiclone che ci farà compagnia per tutta questa seconda metà della settimana, almeno. Ed è tutto da Teresa Fabbricatore e Pietro Carella, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.